Bentrovati, buongiorno Sicilia. Oggi è mercoledì 27 novembre. Con me in studio oggi c'è Lorena Dolci. Buongiorno anche da me. Allora, fra poco andremo da Lorena per la lettura dei quotidiani, vedremo anche le notizie della giornata, ma intanto cominciamo con la cronaca. La procura di Caltanissetta ieri in conferenza stampa ha confermato che la morte di Larimar è un suicidio. Lo ha affermato Rocco Cosentino, il magistrato che coordina l'inchiesta proprio sulla morte della quindicenne di Piazza Armerina. In un biglietto l'annuncio del gesto, ma c'è l'ombra del revenge porn. Larimar si è suicidata. Al momento l'unica ipotesi è questa. Non usa mezzi termini il procuratore del Tribunale dei Minori di Caltanissetta Rocco Cosentino, che in conferenza stampa precisa che si sta indagando per istigazione al suicidio, ma anche per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e per detenzione o accesso a materiale pornografico. Si attende l'esito della consulenza medico-legale che arriverà fra 90 giorni, ma il dato oggettivo, puntualizza ancora il procuratore, è che Larimar Anna Loro è morta per soffocamento da impiccagione con assenza di lesioni effettuate da altri. Gli investigatori hanno già ascoltato decine di testimoni. I telefonini possono essere un'arma impropria, ma purtroppo i ragazzi non se ne rendono conto, dice il procuratore. 8 quelli sequestrati in cui i contenuti vengono vagliati. Sulla lite che la ragazza avrebbe avuto nelle ore precedenti il suicidio, il procuratore afferma: è pacifico che una discussione c'è stata. Sull'intensità della discussione, se sia stata solo verbale o se sia passata alle vie di fatto, se sono volate parole grosse, cosa è stato detto, cosa non è stato detto. Ovviamente le risultanze sono in nostro possesso. Sul dolore della famiglia di Larimar e sulla mamma che continua a non credere al suicidio della figlia, il procuratore risponde: sono pronto ad accogliere il loro grido di dolore, la ipotesi alternativa da loro prospettata. L'ho sempre detto. Però ovviamente non è che posso impostare le mie indagini sul grido di dolore purtroppo di una mamma sofferente. Il magistrato infine precisa che la cameretta non era in disordine, che le scarpe della ragazza non erano pulite e che il biglietto rinvenuto è stato scritto da Larimar. Adesso andiamo subito da Lorena Dolci perché sulle pagine dei quotidiani regionali, ma non solo, la notizia viene ripresa. Sì, esatto, questo è un caso di cui si sono occupati naturalmente i quotidiani regionali, ma è diventato un caso nazionale. Il procuratore Rocco Cosentino ha sentito suo dovere fare questa conferenza stampa di ieri per smantellare punto per punto quelle che ha definito un po' delle ricostruzioni fantasiose. E allora vediamo la Sicilia in prima pagina con questa fotonotizia, titola semplicemente perché la morte della ragazza a Piazza Armerina per la procura fu suicidio. In un biglietto, quello che appunto vediamo, l'annuncio del gesto, c'è l'ombra del revenge porn. E questo appunto è uno dei punti su cui si è indagato. La famiglia diceva che la scrittura non era quella di Larimar, in realtà c'è una perizia grafologica in corso ed ecco vediamo cosa dice il procuratore. Qua siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Per evitare fraintendimenti e ricostruzioni fantasiose, il procuratore ha scelto la via delle precisazioni punto per punto. Non le vediamo tutte, ma ad esempio le scarpe da tennis erano pulite, dicono i familiari che come sappiamo insistono sulla pista dell'omicidio. Impossibile arrivare ai fili senza sporcarle. Adesso la procura ieri ha detto non è così. Sulle suole c'erano tracce di terriccio, ci sono fotografie che lo dimostrano. La controreplica è arrivata a stretto giro dall'avvocata della famiglia Milena Ruffini, che a questo punto fa passi indietro. Non abbiamo mai parlato di suole, le scarpe erano pulite sopra e lateralmente. E poi c'è questo bigliettino che vi abbiamo mostrato poco fa, strappato da una pagina del quaderno. C'è scritto appunto ti amerò anche nella prossima vita. Lei lo ha dato a un compagno di classe perché lo facesse avere al suo fidanzato. Per la famiglia quella frase che fa pensare al suicidio è una messa in scena, perché il bigliettino non l'ha scritto lei perché non è la sua scrittura, dice sempre la famiglia. Per il procuratore invece è tutto più lineare. Il quaderno da cui è stato strappato era nello zainetto di scuola di quel giorno, è stato sequestrato, abbiamo elementi per ricostruire i passaggi di mano di quel
pezzetto di carta e se sarà necessario approfondiremo con una perizia calligrafica. Insomma, per il procuratore dei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino in realtà non c'è il giallo, ma c'è un grido di dolore comprensibile e che sarà ascoltato dalla famiglia. Grazie Lorena, tra poco saremo di nuovo da te. Intanto c'è una notizia, c'è un'ultima ora, la polizia coordinata dalla Procura di Catania ha portato a termine la più vasta operazione contro la pirateria audiovisiva che sia stata condotta in Italia ed anche in Europa. È stata smantellata un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla pirateria audiovisiva che si avvaleva di una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali. Particolari di questa operazione nel corso della mattinata in una conferenza stampa proprio a Catania della Procura. E adesso le altre notizie ancora, torniamo sulla strage di Altavilla. Il Tribunale del Riesame ha annullato la scarcerazione di Barreca, dice l'uomo, dice il Tribunale, deve tornare in cella, ma in attesa della Cassazione per adesso resterà proprio nella struttura dove si trova. Sentiamo il servizio. Giovanni Barreca torna in carcere. Il Tribunale del Riesame ha infatti annullato l'ordinanza del GIP con cui il muratore, accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e due dei suoi figli Kevin ed Emanuel al culmine di un esorcismo nella loro abitazione di Altavilla Milicia, era stato scarcerato e condotto in una REMS perché ritenuto dai periti dello stesso giudice incapace di intendere e di volere. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso presentato dalla Procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio. Non si conoscono le motivazioni del provvedimento, ma la Procura aveva messo in evidenza di non essere mai stata consultata dal GIP, che aveva emesso la sua ordinanza ancor prima di comunicare alle parti l'avvenuto deposito della perizia. Non solo, nel ricorso era stato anche sottolineato che il suo consulente del PM era arrivato a conclusioni ben diverse, considerando l'indagato parzialmente incapace di intendere e di volere, con un elevatissimo grado di pericolosità sociale. Al momento però Barreca resta dov'è, perché la decisione non è definitiva ed è ancora impugnabile in Cassazione. Per la strage di Altavilla Milicia sono indagati anche Massimo Carandente e Sabrina Fina, sotto processo al Tribunale dei minorenni è invece la figlia più grande di Barreca, che all'epoca dei fatti, tra l'8 e il 9 febbraio scorsi, aveva 17 anni. Anche questa è una di quelle notizie che da mesi ormai ci portiamo dietro e che continua a riservare colpi di scena. Sì, Angelo, è proprio così, perché per settimane l'abbiamo seguita con questi dettagli veramente raccapriccianti, una storia dell'orrore, questo esorcismo che si è tenuto nella villetta di Altavilla Milicia. La vicenda giudiziaria continua, è un po' su tutti i giornali. Noi adesso vediamo la Gazzetta del Sud che appunto titola "Giovanni Barreca potrebbe tornare in carcere perché l'uomo sarebbe capace di intendere e di volere". Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza del GIP che aveva ordinato la scarcerazione di Barreca, ritenendolo del tutto incapace di intendere e di volere. Adesso il punto è che lui non è più del tutto incapace di intendere e di volere, ma lo è soltanto in parte, e quindi il parere del consulente della Procura diverge. Barreca, appunto, come ho appena detto, sarebbe affetto solo da un vizio parziale di mente che non gli impedirebbe di discernere e di comprendere la gravità di ciò che stava facendo agli affetti più cari, e abbiamo visto che veramente è stato un incubo. Con lui sotto accusa la figlia, oggi 18enne, ma all'epoca dei fatti ancora minorenne, e per questo imputata davanti al gruppo minorile che ha disposto la perizia psichiatrica anche per lei. E poi i due cosiddetti santoni, questa coppia inquietante, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che mentre Barreca e la ragazza hanno confessato, loro hanno sempre sostenuto di aver preso parte solo alle preghiere che venivano organizzate in questa villetta per scacciare il demonio, ma in realtà è emerso dalle analisi dei tabulati dei cellulari, direbbero il contrario. I due si trovavano in realtà nella villetta quando si consumavano torture e omicidi. Il ponte sullo Stretto, lievitano i costi per realizzare l'infrastruttura. Il punto è stato fatto durante un convegno di Union Trasporti. Il ministro Salvini ha detto che l'ultimo sì arriverà a dicembre e l'opera creerà 120.000 posti di lavoro.
I vantaggi del ponte sullo Stretto al netto dei suoi costi risultano positivi per più di 1,8 miliardi di euro con rapporti benefici-costi di 1,2 miliardi. Questo è in sintesi l'impatto che l'infrastruttura potrà portare sull'ecosistema economico e sociale italiano, calcolando i vantaggi per il tessuto produttivo e turistico di tutta l'area, per la logistica e il traffico passeggeri e merci, al netto dei costi sostenuti dal sistema Paese. È l'analisi condotta da Union Trasporti, presentata oggi alla presenza tra gli altri del vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, in un convegno sugli impatti sociali, economici e ambientali generati dal ponte sullo Stretto di Messina. Già durante la fase cantieristica l'opera sarà in grado di apportare un contributo di 23,1 miliardi al PIL, creare 36.700 posti di lavoro stabili e alimentare con 10,3 miliardi complessivi di euro le entrate fiscali nelle casse dello Stato. Sono convinto, ha detto il ministro Salvini, che a cantieri aperti anche i siciliani, che sono giustamente scettici, almeno una parte si esaurirà. Il ponte, ha aggiunto, sarà un moltiplicatore di sviluppo. La cifra per la realizzazione del ponte, ha detto l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, a margine del convegno è di 13,5 miliardi, un valore aggiornato sul quale si stanno definendo gli accordi con tutti i diversi affidatari. Secondo le stime della società invece creerà 120.000 posti di lavoro. I tempi sono legati all'approvazione del CIPES, che dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre 2024. 8 anni per il completamento dell'opera, ha detto Ciucci, che prevede l'apertura al traffico per il 2032. Si avvicina sempre di più questa data, vedremo se così sarà. Vedremo se sarà così, perché come sapete di questo ponte se ne parla da 70 anni. A questa vicenda, a questo aggiornamento sui costi, dedica l'apertura dell'edizione locale Repubblica. Quindi Repubblica Palermo in apertura dice: ponte, aumentano i costi, mancano 45 miliardi per le altre opere. La spesa per il collegamento sullo Stretto cresce di 1.500 milioni, quindi di 1,5 miliardi. Salvini d'altra parte annuncia 120.000 occupati. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questi numeri, perché appunto c'è questa grafica sempre di Repubblica che un po' sintetizza i numeri. 13 miliardi e mezzo di euro è il costo aggiornato del ponte, secondo le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato Ciucci, quindi un ritocco al rialzo di 1,5 miliardi. Poi ci sono i miliardi che attualmente mancano per consentire il completamento e la realizzazione di quasi 300 infrastrutture per il trasporto in Sicilia. Sul piano complessivo di investimenti delle ferrovie da oltre 22 miliardi restano invece da trovare ben 4,5 miliardi e tra le opere da finanziare, lo diciamo per inciso, c'è anche la nuova stazione di Catania Centro. E poi c'è il tema degli espropri, perché sono 450 gli immobili che secondo la società Stretto di Messina dovrebbero essere espropriati, circa 300 a Messina e il resto a Villa San Giovanni. A questi quasi 15 miliardi poi si aggiungono i 30 che ha calcolato in un suo recente dossier la CGIL Sicilia. Quali sono queste incompiute? Ci sono decine di strade provinciali chiuse per frana, 80 comuni praticamente isolati e poi la regina delle incompiute, scrive Repubblica, l'itinerario nord-sud fra Santo Stefano di Camastra e Gela, passando per Enna, dopo 30 anni ancora a metà. Insomma, l'elenco è sicuramente ancora molto lungo. Ora parliamo di calcio, perché ieri si è giocato al Massimino il match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il derby se lo ha aggiudicato il Trapani, giocando una gara diciamo non molto impegnativa contro i giovanissimi del Catania, scelti da Toscano per via delle tantissime indisponibilità, dei tanti infortuni. Finita 5-0 per i Granata, un po' di delusione tra i giovani etnei che indossavano in una partita ufficiale la maglia proprio della formazione maggiore, ma sentiamo il servizio. La linea verde del Catania non funziona, il Trapani passeggia al Massimino e vola ai quarti di Coppa Italia di Serie C. Finisce 5-0 per gli ospiti e con i fischi degli oltre 6.000 sugli spalti in una partita a senso unico. Toscano conferma le anticipazioni della vigilia e dà spazio ai giovani, scelta che pagherà a caro prezzo.
Gli uomini di Aronica prendono subito in mano il pallino del gioco e già all'ottavo sbloccano il risultato con Carraro che su calcio di punizione sorprende Adamonis, palla sotto la traversa e Trapani già avanti. Il Catania sbanda, non crea pericoli e subisce le iniziative degli ospiti. Dopo un doppio palo di Celiento, lo stesso difensore al 32esimo raddoppia con un colpo di testa che non lascia scampo ad Adamonis. Trapani sul velluto e Tris che arriva al nono della ripresa con Karic che, lasciato solo in aria, raccoglie uno spiovente dalla sinistra e deposita in fondo al sacco. Catania non pervenuto, unico sussulto un colpo di testa di Corallo che però non sortisce effetti. Toscano cerca di limitare i danni ed inserisce 3 elementi della prima squadra dentro Jimenez, Raimo e Carpani, ma la gara è ormai segnata, tanto che Spini, dopo l'ennesimo svarione difensivo, firma la rete del 4-0. Non è finita, al Festival del Gol partecipa anche Canotè che di destro fulmina Adamonis per il definitivo 5-0. Trapani ai quarti dove troverà la vincente della sfida tra Perugia ed Arezzo. Il Catania, detentore della Coppa Italia, lascia nel peggiore dei modi ed ora potrà concentrarsi sul campionato. Il campionato vedrà proprio la squadra di Toscano giocare sabato in casa, sempre al Massimino con la Cavese. Andiamo da Lorena Dolci di Nuovi Quotidiani. Sì, e noi andiamo subito nelle pagine sportive del quotidiano La Sicilia che titola Sprofondo rosso-azzurro. Il Trapani passa 5 volte contro i baby di Toscano, Granata ai quarti, poco più di un allenamento per la squadra di Aronica che approfitta delle assenze degli etnei in campo con ben 6 ragazzi del settore giovanile nati tra il 2003 e il 2007. Ma adesso andiamo ad approfondire invece le prime pagine dei quotidiani locali. Abbiamo già visto la Sicilia, abbiamo visto il bigliettino, la fotonotizia dedicata al caso di Larimar, ma c'è poi la nobile causa del registro tumori a Sumificio al Policlinico di Catania. È un'inchiesta dei giornalisti Mario Barrese e Laura Di Stefano, 4 bandi tecnici amministrativi da ogni graduatoria, solo il vincitore impiegato contro le malattie, altri 51 scorrono ed entrano altrove, fra loro sindaci, consiglieri e parenti di. Un meccanismo che poi, se andate a leggere le pagine, viene chiarito: si cominciava con l'assumere il primo di ogni graduatoria, poi entravano altri 51, iniziava a tempo indeterminato e poi finiva appunto a tempo indeterminato. Vediamo adesso il giornale di Sicilia. Giornale di Sicilia. La manovra ombra dell'Ars, primo sia un disegno di legge parallelo alla finanziaria in cui poter dirottare gli emendamenti dei deputati a favore dei bacini elettorali e aggirare il rischio di impugnative a Roma. Troviamo ancora di taglio laterale: il procuratore spazza i dubbi, Larimar si è suicidata, e poi ancora la vicenda Barreca che deve tornare in carcere, ma poi c'è anche Liberty Lines, la notizia che riguarda l'ex governatore della Sicilia Crocetta che è stato assolto insieme all'armatore Morace per le cosiddette tangenti alla Liberty Lines. E vediamo poi Repubblica Palermo. Ponte, dicevamo, è l'apertura, aumentano i costi, ma poi c'è un taglio centrale dedicato al Beisan. Ricorderete tutti la tragedia del Beisan con 8 progetti per il recupero. Questo veliero che fu affondato in una notte di tempesta tornerà a galla con il suo albero di 75 metri. E poi c'è l'allarme razionamento, allarme dell'AMAP, abbiamo acqua solo per 2 mesi, spiegano perché i turni erano necessari e se continua a piovere non si potranno escludere altri razionamenti per Palermo. Lo spiega il nuovo amministratore unico di AMAP, Giovanni Ciortino, che difende la decisione di estendere le restrizioni ad altri quartieri della città e spiega la sua ricetta per risolvere l'emergenza. Bisognerà pensare a risorse non convenzionali come la potabilizzazione dell'acqua marina. Volevo tornare sul Beisan, ecco perché dicevamo ci sono 8 progetti per il recupero, sarà riportato a galla con l'albero di 8 metri. 75 metri. Di 75 metri. Il Beisan è adagiato sul fianco destro a 49 metri di profondità, è un corpo di reato e dall'analisi del relitto dipendono gli sviluppi dell'indagine. Ricordiamo che nel naufragio dello scorso agosto morirono 7 persone, fra cui il proprietario e magnate Mike Lynch, la figlia Anna, l'avvocato
l'avvocato con la moglie, il presidente di Morgan Stanley International con la moglie Judy, il goto insomma della finanza internazionale e anche il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Almeno un paio di progetti sulla carta riescono a coniugare sicurezza e tutela ambientale. Sicurezza perché? Perché all'interno di questo veliero ci sono i serbatoi che devono essere svuotati prima di far risalire in superficie lo scafo. In entrambi i casi il veliero viene imbragato, ruotato di 90 gradi, sollevato con gru posizionate su un pontile realizzato appositamente, e per aiutare e stabilizzare la risalita verranno utilizzati i palloni che saranno agganciati ai lati dello scafo. Quindi capite che è un'operazione non solo tecnicamente difficile ma anche molto, molto costosa. E poi la Gazzetta del Sud che approfondisce con un taglio centrale sulla soluzione dell'ex governatore Crocetta. Assolto Crocetta, scagionati anche l'assessore Massimo Finocchiaro e l'armatore Ettore Morace, la sentenza del Tribunale di Palermo nei confronti dell'ex presidente della regione Crocetta. E poi andiamo ancora all'interno, c'è una notizia locale, una curiosità: un siracusano residente a Messina, regista di una tentata truffa a Rimini, che voleva spillare denaro ad un prete. Sappiamo che questo delle truffe è sempre un fenomeno diffusissimo, e però a quanto pare il prete se ne è reso conto e lo ha denunciato, e quindi è finita bene. Grazie Lorena, fra poco torneremo da te per la rassegna stampa con le notizie nazionali e internazionali. Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi saremo di nuovo insieme. Eccoci ancora insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso andiamo a collegarci con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Vedo già in collegamento il commissario capo Marcello Scalia. Buongiorno, quali sono le novità della viabilità di questa mattina nell'area della Sicilia orientale? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, quella di oggi sembra essere una mattinata abbastanza tranquilla, visto che grazie anche alle condizioni meteo abbastanza favorevoli non si presentano al momento grandi problemi di viabilità, se non quelli connessi all'intenso traffico dovuto all'ora di punta, soprattutto in alcune vie di accesso alla città, e mi riferisco in particolare alla direzione nord, la diramazione della A18 da San Gregorio verso il centro città, e da nord-est dalla Paterno Catania fino all'innesso in tangenziale all'altezza del svincolo di Mister Bianco. Anche in tangenziale si registrano i consueti rallentamenti per intenso traffico dallo svincolo dei Paesi Etnei a quello di Mister Bianco in direzione Siracusa. Novità di stamani è quella secondo cui in tangenziale oggi non sono funzionanti i pannelli a messaggistica variabile a causa di alcuni lavori di manutenzione. Per il resto, sulla A18 Messina-Catania continuano i lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dall'alluvione dello scorso 13 novembre, per cui si registrano code nel tratto tra gli svincoli tra Giarre e Acireale. Ricordiamo le limitazioni di circolazione persistenti a causa di lavori di lunga durata, e cioè sulla A19 Catania-Palermo la chiusura dello svincolo di Enna in direzione Palermo, sulla strada statale 192 la chiusura del tratto tra Catena Nuova e un percorso alternativo sull'autostrada A19 nel tratto corrispondente tra gli stessi svincoli di Catena Nuova e Agira. Sulla A20 Palermo-Messina la chiusura tra le ore 22 e le ore 6 del mattino del tratto tra Brola e Patti in direzione Palermo a causa di lavori che interessano la Galleria Petraro. C'è un problema sul collegamento. Per una guida sicura, ricordiamo che... Sì, è ripristinato il collegamento. Dicevo, per quanto riguarda i consigli per una guida sicura, è di pochi giorni fa la notizia dell'entrata in vigore di modifiche al codice della strada che hanno elevato le sanzioni per alcune violazioni, tra cui l'eccesso di velocità e l'uso non corretto del telefono cellulare alla guida. Vogliamo ricordare che proprio queste sono due tra le cause principali di incidenti stradali.
per cui alla guida dei nostri veicoli cerchiamo sempre di seguire la regola d'oro del buonsenso, perché oltre a limitare i rischi su strada eviteremo di incorrere in sanzioni e multe che oggi sono diventate notevolmente più pesanti. Dalla centrale operativa compartimentale della Polizia Stradale di Catania è tutto, vi restituisco la linea e una buona giornata a voi e agli utenti. Grazie al dottore Marcello Scalia, commissario capo proprio della Polstrad. Parlava dalla sola operativa di Catania. Allora Catania accennava anche durante il collegamento ai flussi di traffico. Quello che stiamo vedendo intanto è la situazione che c'è sulla circonvallazione e dobbiamo dire che stamattina c'è veramente un rallentamento, situazione davvero tipica delle ore di punta, ma si viaggia davvero piano sulla circonvallazione di Catania. Situazione vediamo adesso sulla via Vincenzo Giuffrida, dove la sensazione che si ha è che comunque il traffico sia abbastanza fluido, scorrevole, c'è qualche semaforo pedonale da rispettare, però in questo momento non ci sono particolari criticità. Torniamo adesso invece alle notizie, ai quotidiani, quelli nazionali, con i fatti che avvengono non solo nel nostro paese ma anche nel resto del mondo. Certamente Angelo, sono due le notizie principali che troviamo sulle prime pagine dei giornali. Una è di carattere internazionale, parliamo della tregua raggiunta in Libano, un cessate il fuoco che mette fine temporaneamente alle ostilità fra Israele e Libano, e poi delle notizie di carattere nazionale, in particolare la precettazione di Salvini sullo sciopero dei trasporti e anche la cosiddetta guerriglia urbana alla periferia di Milano. Partiamo dunque dal Corriere della Sera. Libano, stop alla guerra, i raid su Beirut e poi l'annuncio da Israele, cessate il fuoco di 60 giorni. Tregua sia al piano di Stati Uniti e Francia, il G7 condanna la Russia, Kiev ha le armi per resistere nel 2025. Ma in taglio alto troviamo poi una notizia appunto nazionale, taglio del canone RAI, tensioni e rinvio. Fondi ai partiti, si parla dei finanziamenti ai partiti che sono stati o si vorrebbero raddoppiare, il Colle blocca il raddoppio. E il Corriere della Sera, lo dicevamo, dedica poi un approfondimento al caso Larimar di cui vi abbiamo già parlato. E poi c'è la fotonotizia, in taglio centrale, dedicato appunto alle barricate e ai roghi dopo la morte di un 19enne egiziano. Milano, rivolta per Rami, il rischio della banlieue, che sono le periferie di Parigi dove spesso assistiamo a questo tipo di guerriglia. Anche Repubblica, grande taglio in apertura, Beirut e tregua sotto le bombe. Israele approva il cessate il fuoco in Libano dopo una giornata di violenti raid sulla capitale, l'annuncio dell'accordo da USA e Francia. Netanyahu ringrazia la Casa Bianca. Hezbollah però avverte, cercherà di attaccarci, torneremo a colpire più concentrati sulla minaccia iraniana. E se questa è una buona notizia, c'è anche l'altra, perché Biden adesso dice un nuovo piano per Gaza, ma Hamas avverte, per noi la guerra continua. E poi troviamo ancora questa notizia, blitz sul finanziamento ai partiti, il no del Quirinale alle modifiche, e poi questo braccio di ferro tra il ministro dei trasporti e i sindacati. Salvini precetta, i sindacati rispondono, diritti calpestati, il diritto di sciopero, e sarà una battaglia a colpi di carte bollate. Vediamo sulla stampa, Ballier Milano, Ballier appunto è la periferia, Rami e l'esasperazione dei conflitti, e c'è questa periferia in fiamme, giovani immigrati, vedremo poi nei giornali più di ispirazione di destra che calcano la mano su questo aspetto della nazionalità degli immigrati. Partiti, raddoppiati i fondi, arriva lo stop del Quirinale, scontro del governo sul taglio del canone RAI, Tajani dice non lo voteremo mai. Andiamo a vedere l'Avvenire. L'Avvenire, taglio centrale, manovra, il sì dell'Unione Europea e scontro sullo sciopero, i partiti uniti tentano un blitz per avere più fondi dal 2 per 1000, ma il Quirinale lo blocca. E ancora, questo era il titolo di cui parlavamo. Il Fatto Quotidiano,
torna ancora sul tema dei finanziamenti con questa fotonotizia ironica. I soliti noti si raddoppiano i fondi, ma il Colle li stoppa, dovevano passare da 25 a oltre 42 milioni di euro. L'ideona, scrive ancora il Fatto Quotidiano, nel decreto legge fiscale, ma Mattarella stoppa, non c'è necessità né urgenza. Andiamo adesso a vedere Libero. Ecco, Libero, dicevamo, torna ancora su queste barricate, questa guerriglia nella periferia. La rivolta dei migranti, Milano a ferro e fuoco. Seconda notte di battaglia, il tam tam sui social e l'agguato ai poliziotti ridotti a circolare in borghese. La paura degli italiani sala, il sindaco di Milano non parla. Ricostruiamo il precedente, che è successo che c'è stato 2 giovani in motorino, non si sono fermati a un posto di blocco, c'è stato un inseguimento per diversi chilometri, poi il motorino si è schiantato contro un muro, uno dei 2 giovani è morto, secondo i loro connazionali è stato speronato questo motorino, in realtà ci sono delle perizie per capire se sia finito autonomamente contro questo muro. E poi è passato da pochi giorni la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, ma sappiamo non è soltanto un giorno, e arriva questa forte testimonianza della consigliera comunale di Genova, consigliera Ghio. A 12 anni ha raccontato in consiglio: sono stata violentata, è durata mesi e mesi fra le mura di casa, era, dice, un ragazzo della Genova Bene. Ed è giusto, bene continuare a parlarne. Il manifesto, un po' di tregua. C'è proprio un senso di sollievo in questo titolo sul cessato fuoco, il fuoco nel Libano. Oggi cessa il fuoco tra Israele ed Hezbollah, la milizia che combatte a sud del Libano, ritorno alla risoluzione ONU, ma il prezzo è stato di 4.000 morti. Ma la vigilia è un inferno, pioggia di bombe su Beirut, la gente fugge dove può, Netanyahu si lascia le mani libere per il futuro e continua intanto a colpire Gaza. Vediamo ancora. Si parla di sciopero generale, precetto per sempre, solo 4 ore nei trasporti. Come previsto, il ministro precetto la qualunque, citando il famoso titolo del film, Matteo Salvini, sfrutta l'assist della Garante e dimezza a 4 ore lo sciopero generale di CGIL e UIL, e c'erano anche i Cobas, i sindacati di base, di venerdì nei trasporti. Ma Landini e Bombardieri annunciano: impugniamo al TAR, è una decisione tutta politica. E poi ancora Corvetto in fiamme, questo quartiere di Milano, Rami, verità per Rami, 19 anni, morto inseguito dai carabinieri sullo scooter condotto da un amico. A Corvetto esplosa la protesta, sono giovanissimi, chiedono la verità. E qui sentiamo anche le loro voci. Facciamo casino, dicono, perché non ci fanno vedere i video. Continuano a sostenere l'hanno investito ed è la generazione dimenticata delle periferie milanesi, quelle a cui dà voce. Vediamo poi il Quotidiano. Il governo si vendica del fiasco albanese, è una apertura tutta sua. Parliamo dei famosi centri di rimpatrio in Albania, una pagina nera per il governo Meloni, che si era fatta vanto in tutta Europa del cosiddetto protocollo Albania. Il decreto flussi è diventato il paravento per nascondere il flop dell'operazione Albania e anche l'arma per vendicarsi dei magistrati indicati come responsabili del fallimento. Il decreto, nato per aprire posti di lavoro legali in Italia per gli stranieri, è diventato rappresaglia e bavaglio per i giudici che hanno valutato non legittimo il protocollo, e questo era il Quotidiano del Sud. Vediamo poi il Riformista, chi soffia sul fuoco, insistono, calcano la mano sempre sulla rivolta, su questa guerriglia a Milano. Chi soffia sul fuoco, Landini chiama alla rivolta sociale, piazze violente, c'è una strategia. E qua siamo nel campo delle ipotesi. Vediamo il Dubbio. Nordio e Santa Lucia, l'unità di crisi per evitare la guerra, toghe governo. Il ministro apre al capo dell'Associazione Nazionale Magistrati sulle sanzioni ai giudici che non si astengono, si limitano a offrire pareri tecnici. E poi vediamo naturalmente anche una parte del giornale dedicata al caso Turetta. C'è stato l'intervento del suo difensore,
che ha parlato e dice: Filippo sa che dovrà fare anni di galera, ma non è Escobar. Pablo Escobar, il famoso narcotrafficante. Parola alla difesa, l'avvocato dice: era ossessionato, ma Giulia non temeva per la propria vita. E poi vediamo Il Mattino, ancora su Turetta, l'ergastolo è inumano. Nell'ultima udienza prima della sentenza contro la ricostruzione degli avvocati del 22enne, lo zio della ragazza però ribatte: è previsto dalla legge. I legali di Turetta dice sa che deve pagare ma non è Escobar e negano che ci sia stata la premeditazione. A te di nuovo, Angelo. Grazie Lorena. Prima di fermarci c'è un aggiornamento dalle agenzie. Scoperto dai carabinieri forestali del centro anticrimine Natura di Palermo un traffico illecito di rifiuti tra la provincia di Alcamo, poi ancora il capoluogo, diciamo Palermo, Borgetto, San Giuseppe Jato, Partinico e Bagheria. Su richiesta della DDI i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 16 indagati e di 6 persone giuridiche. Le indagini sono state avviate nel febbraio del 2019 e proseguite fino a dicembre del 2020. C'è adesso una sosta per noi, riprendiamo subito dopo con il primo degli ospiti della mattinata. Intanto le previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì insistono ancora delle correnti occidentali che trasportano nuvosità più diffusa sul comparto tirrenico e al nord-est con anche qualche pioggerella. In Sicilia la giornata sarà più asciutta e in prevalenza soleggiata, con al più qualche nuvola sparsa in transito ma senza grandi conseguenze, ventilazione generalmente di debole o moderata intensità. Le temperature si mantengono stazionarie, un lieve aumento su valori ancora piuttosto gradevoli durante il giorno, le massime infatti toccheranno anche i 20 gradi e localmente li supereranno. La situazione sarà simile anche nella giornata di giovedì, che sarà ancora ben soleggiata su gran parte dell'isola, qualche nuvolamento in più sul comparto tirrenico ma senza appunto precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, queste rimangono stazionarie, su valori ancora molto miti, durante il giorno infatti si toccheranno e supereranno ancora i 20 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è come di consueto l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare, insomma potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare, potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto ogni sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia, Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. E allora eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, ospitiamo questa mattina il dottore Giacomo Bellavia, buongiorno. Buongiorno. Che è l'amministratore unico di AMTS, ancora per poco, diciamo così, purtroppo potremmo dire, perché magari probabilmente dopo tanti anni si lascia una carica per fine mandato, quella dei trasporti pubblici a Catania è chiaramente non una piccola fetta, ma è una fetta importante, è una partecipata dell'amministrazione. Cerchiamo di capire, sono stati 6 anni, che bilancio possiamo fare di questi 6 anni? Sono stati 6 anni molto intensi, quelli che abbiamo vissuto con l'azienda, sono stati anni di grandi vicissitudini, a partire dal Covid, dal dissesto del comune, però sono stati anche anni molto belli in cui si è costruito, abbiamo realizzato una fusione tra le due grandi società partecipate della città che si occupavano di trasporto, comunque di sosta, quindi la MT e Sostare, e abbiamo dato vita oggi a una società molto solida, inutile, con un grande patrimonio, con tantissimi nuovi mezzi acquistati, una società che a 360 gradi si occupa del tema della mobilità in città e nella sua area metropolitana e che oggi può essere uno strumento sano, solido e proiettato verso il futuro dell'amministrazione comunale, ma anche degli altri enti sovracomunali
per affrontare sempre con più forza e con più vigore il tema della mobilità sostenibile nelle nostre città. Questo è un tema certamente importante. A proposito della mobilità sostenibile, nella mattinata ci occuperemo anche del nuovo codice della strada e quindi cercheremo di capire che cosa cambia, soprattutto per l'utilizzo di alcuni strumenti come ad esempio i monopattini, certo, per dire quelle che sono le novità. Quindi in eredità la città di Catania che AMTS avrà? Io ritengo che l'azienda oggi possa essere nelle condizioni di accettare nuove sfide per il futuro. Oggi purtroppo negli ultimi anni le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono state sempre meno per via delle problematiche della regione, del dissesto del comune e quant'altro. E poi c'era un indebitamento pregresso molto importante, quindi molte volte si faceva fatica a gestire la quotidianità, a gestire i fornitori piuttosto che l'acquisto della benzina. Oggi tutto questo è un lontano passato, abbiamo grazie ai fondi del PNRR del Pommetro acquistato oltre 160 bus elettrici, abbiamo convertito tutti i nostri depositi all'elettrificazione, nuovi bus arriveranno l'anno prossimo fino alla prima parte del 2026 già acquistati. Abbiamo fatto investimenti anche sul parcheggio intelligente, sui semafori intelligenti, su tante infrastrutturazioni, abbiamo dotato di nuovi mezzi il personale, abbiamo assunto oltre nuovi 100 autisti e altri andranno assunti l'anno prossimo. Complessivamente quanti sono diciamo, gli uomini di cui noi in azienda ci sono circa 800 dipendenti, quindi è un'azienda molto grande, molto complessa, che gestisce oggi per l'amministrazione comunale tanti servizi, tra cui da ultimo anche servizi di sharing, il car sharing, il bike sharing e anche l'accesso alle aree pedonali e ZTL, che sono state anche una grande scommessa recentemente anche dell'amministrazione Trantino. Quindi io auguro all'azienda, domani noi approveremo il bilancio ultimo che anche quest'anno fortunatamente andrà in forte utile di 3,8 milioni di euro, e quindi auguro all'azienda, a tutti i suoi lavoratori e alla nuova governance che l'amministrazione Trantino vorrà nominare, ecco, di poter proseguire con serenità verso un ruolo che però deve essere sempre più ampio, che deve essere proiettato per una dimensione metropolitana del servizio, facendo tante altre convenzioni con i comuni limitrofi come già abbiamo fatto in questi anni e con la città metropolitana, e anche ragionando con gli altri grandi player del trasporto. Trenitalia, che ha tante stazioni all'interno della città e che dovrebbe incrementare il suo servizio all'interno. Su questo io le volevo chiedere, il biglietto integrato, ecco, quando e se è possibile che si possa realizzare? Noi abbiamo fatto una grande integrazione con FCE per la metropolitana, quindi oggi ci sono tanti strumenti tra bus e metro per poter integrare il biglietto. Ci sono state comunque due bellissime iniziative, quella dell'Università di Catania, che ha consentito l'integrazione dei biglietti e consentendo a 15.000 studenti universitari di avere l'abbonamento. E poi c'è stata un'altra importantissima iniziativa, la Catania to go, la tessera Catania to go, che a soli 20 euro l'anno ha potuto mettere nelle condizioni quasi 15.000 catanesi di poter avere l'abbonamento integrato. Quindi sono numeri molto importanti per la città di Catania, mai visti, che evidentemente hanno dato una forte spinta anche all'integrazione tra le aziende. Proprio ieri abbiamo sottoscritto anche una nuova convenzione per l'integrazione, ci saranno ovviamente i biglietti e gli abbonamenti integrati. Manca Trenitalia perché, ma manca sia per un tema di integrazione ma anche per un tema di servizio di tipo metropolitano che certamente la Regione deve chiedere di svolgere all'interno della città di Catania, come peraltro si fa a Palermo. Per queste richieste, sulla base di queste richieste che sono state fatte e dai cittadini ma anche dagli studenti, significa che c'è un cambiamento anche nella cultura della mobilità, si incomincia a intravedere questo cambiamento. Chiaramente se ci sono i servizi probabilmente i cittadini cercano di adeguarsi anche. Io ritengo di sì, veramente questi numeri sono impressionanti per una città come Catania. Pre-Covid tra MT e FCE c'erano circa 3.000 abbonati, oggi avere decuplicato quasi il numero di abbonati è un segnale importante. Tante persone si sono approcciate al trasporto pubblico, lo stanno apprezzando e ne stanno godendo. Certo, ancora c'è molto da lavorare, l'offerta di servizi è insufficiente rispetto alla domanda, ma questo non tanto perché le singole aziende
non sono nelle condizioni di fare maggiore servizio. Noi saremmo anche nella possibilità di raddoppiare il servizio. Oggi, grazie ai nuovi mezzi e alle assunzioni, abbiamo addirittura qualche giorno anche delle forti riserve di mezzi all'interno delle rimesse, quindi l'azienda sarebbe nelle condizioni, comandano i contratti di servizio che gli enti mettono a disposizione. Purtroppo il Comune di Catania fino ad oggi ha potuto mettere a disposizione un contratto abbastanza limitato, però dal 2025 ecco, è interesse dell'amministrazione comunale poter incrementare, ancora non a livelli ottimali, però di un chilometraggio significativo il servizio. Quindi io auguro che il 2025 possa far vedere una svolta e possa mettere a frutto questo importante lavoro di risanamento e di riorganizzazione che è stato fatto in questi anni. Sul servizio di sharing la città come ha risposto? Perché sono stati diversi tentativi. Alcuni probabilmente non sono andati diciamo, a buon fine, ma c'è sempre un discorso culturale probabilmente. Io devo dire, da un lato sono molto soddisfatto perché quando nel 2020 Enjoy lasciò Catania e proposimo di gestire noi il servizio di car sharing, tutti si sono un po' preoccupati preannunciando una nefasta fine anche di questo servizio. Invece dopo 4 anni il servizio è lì, ci sono 1500 abbonati, è sempre pieno come occupazione delle vetture, quindi sta andando molto bene ed è un servizio per cittadini e turisti, quindi credo che nell'ambito della gestione a 360 gradi dei temi della mobilità a cui accennavo prima, anche il tema dello sharing sia un tassello da mettere in considerazione. Quanto al bike sharing, in effetti invece è un servizio che decolla un po' di meno, ma questo per tante motivazioni, intanto perché le stazioni in città non sono ancora così capillari come dovrebbero essere, ma già ci sono 50 postazioni, spero che nei prossimi anni se ne possano fare anche altre. Le piste ciclabili stanno un po' partendo adesso, ce ne sono tante in corso di costruzione, quindi in generale oggi Catania fatica ad essere ancora una città con la mobilità ciclabile, ma confido che questi interventi assieme ad altri possono spingere un po' un'utenza della mobilità ciclabile. Noi dobbiamo ringraziare intanto il dottore Bellavia perché in qualche modo ha anticipato poi i temi della conferenza stampa che mattinata si svolgerà. Proprio nella rimessa di via Plebiscito ci sarà questo incontro per fare il bilancio, per tracciare il bilancio, per raccontare quello che stiamo raccontando noi questa mattina. C'è, prima di salutarci, che ne so, un rimpianto perché magari non si è potuto fare qualcosa che si poteva fare? Ma guardi, la sede che lei ha citato mi ha subito suscitato questo pensiero. Noi abbiamo lì una bellissima sede che in parte abbiamo riutilizzato eliminando tutti gli affitti passivi e concentrando il personale e i servizi all'interno di via Plebiscito, quindi una rifunzionalizzazione, una ristrutturazione l'abbiamo già fatta, però lì ci sono dei bellissimi capannoni che potrebbero essere certamente sede di tante iniziative culturali e artistiche e sul tema mobilità nella città. Purtroppo ci sono necessari investimenti importanti, almeno 10 milioni di euro, che abbiamo in questi anni cercato di ottenere mediante finanziamenti comunitari eccetera. La programmazione del 2023 si è esaurita, quindi non si è avuto la possibilità di accedervi perché abbiamo dato evidentemente priorità ad altre iniziative, però ecco col sindaco Trantino e l'assessore Parisi ci eravamo ripromessi di recuperare in questa nuova programmazione delle risorse. Ecco, questo purtroppo, sebbene abbiamo realizzato già una progettazione, non sono riuscito a vederlo a compimento, però spero che nei prossimi anni questo possa essere fatto, anche perché quella è un'area molto importante che va riqualificata. Di fronte c'è l'ex Vittorio Emanuele che andrà riqualificato col museo, sorgerà lì una stazione della metropolitana da qui a breve, quindi è un'area, quella della via Plebiscito, in grande fermento e che certamente va riqualificata. Grazie al dottore Giacomo Bellavia, amministratore unico di AMTS, in bocca al lupo per quello che sarà. E grazie sempre per aver seguito tutte le nostre iniziative, di aver informato la cittadinanza delle novità e dei servizi messi in campo. Molto bene, grazie e buon lavoro in ogni caso. Grazie. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta e poi torneremo di nuovo insieme, parleremo comunque d'altro.
Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo del nuovo codice della strada, ne abbiamo parlato in qualche modo anche nella giornata di ieri, stamattina con il collegamento con la Polstrada del compartimento della Sicilia orientale, e adesso ne parliamo con Gianluca Pellegrini, che è il direttore di Quattro Ruote. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a lei per essere con noi. Possiamo parlare di rivoluzione per alcune, per alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda, la mobilità anche minore? Allora, diciamo che la rivoluzione c'è sicuramente perché il vecchio codice della strada risaliva al 1992, che è un'era geologica fa per tante cose, sia dal punto di vista assoluto, ma soprattutto dal punto di vista della mobilità. Oggi, insomma, negli ultimi oltre 30 anni è veramente successo di tutto nel campo della mobilità privata e pubblica, è successo di tutto sulle nostre strade, sono cambiate le condizioni. Devo dire che finalmente, insomma, il Ministero dei Trasporti è riuscito a portare a termine un'impresa che onestamente sembrava disperata, perché ci avevano provato in tantissimi, soltanto adesso finalmente si è riusciti ad arrivare a qualcosa di nuovo e di importante, perché finalmente le regole recepiscono quello che è accaduto. Soprattutto era necessaria questa modifica al codice della strada, perché purtroppo gli incidenti e le morti sulle strade stanno aumentando dopo un lungo periodo di processo virtuoso. Soprattutto dal punto di vista della sicurezza stradale, stiamo vedendo negli ultimi anni una recrudescenza degli incidenti e purtroppo delle morti sulle strade. Sono dovute queste cause queste vicende a cause. Aumenta sicuramente il traffico, sta aumentando il traffico perché aumenta la richiesta di mobilità sia privata che pubblica. Purtroppo la gente è molto distratta, perché una cosa che non c'era nel 1992 o che stava arrivando proprio in quei momenti lì erano i telefonini. Adesso i telefonini ce li abbiamo tutti e sappiamo dalle statistiche che purtroppo la distrazione è uno degli elementi fondamentali, oltre alla velocità, che hanno contribuito a questo aumento degli incidenti stradali e dei morti. Quindi, insomma, fatte queste premesse, effettivamente ci sono state, sono in questo momento alle liste dei cambiamenti importanti, che riguardano un po' tutti gli utenti della strada. E cerchiamo di capire, perché ha fatto cenno prima al cellulare, che è un motivo di distrazione. Allora, per chi utilizza il cellulare alla guida, ci sono veramente... Aumenta, esatto, adesso c'è una sorta di, non dico di tolleranza zero, perché onestamente verificare l'infrazione di chi usa il cellulare alla guida è abbastanza difficile. Sicuramente aumentano le pene. Quindi si passa a una multa di 185 euro, ma soprattutto la perdita di 5 punti della patente. Tra l'altro, con questa riforma ci potrà addirittura essere la sospensione della patente nel caso ci sia una recidiva utilizzando il cellulare alla guida, quindi una sospensione della patente compresa fra i 15 giorni e i 2 mesi, oltre alla perdita dei 5 punti della patente. Quindi allora si cerca di intervenire, come dicevo prima, su uno degli elementi che le statistiche indicano come uno dei delle principali cause dell'aumento degli incidenti. Direttore, vedremo se effettivamente funzionerà. Sì, la stretta però mi pare molto significativa anche sullo stato di ebbrezza per la guida quando si è sotto effetto di stupefacenti. Però su quest'ultimo aspetto, cioè quello della guida sotto lo stato di stupefacenti, c'è un rischio di incostituzionalità per questa norma che rispetto a prima adesso, per provare che il conducente fosse in uno stato di alterazione psicofisica, basta un test tossicologico positivo e fare scattare la revoca della patente. E questo potrebbe innescare l'incostituzionalità? Guardi, onestamente io non sono un esperto di diritto, ho letto anch'io questa cosa, immagino che adesso, farà il suo corso questa protesta, vedremo se effettivamente sarà così. Di certo anche in questo caso era necessario un intervento, perché onestamente il mettersi alla guida in stato di alterazione, a prescindere da che cosa sia dovuto questo stato di alterazione, se all'alcol o delle sostanze stupefacenti, onestamente non è accettabile. Cioè, vedo che tantissima gente si sta lamentando, ma ricordiamoci che in tantissimi paesi al mondo
questa cosa è un reato penale, cioè si finisce immediatamente in carcere e si viene condannati in modo molto pesante, anzi diventa ancora più pesante nel caso in cui uno crei degli incidenti. Cioè io credo che questa tolleranza zero sia assolutamente giustificata, attenzione, perché purtroppo velocità, distrazione e purtroppo la guida in stato di ebbrezza o comunque stato di alterazione sono uno degli elementi, una delle cause fondamentali degli incidenti. Soprattutto ricordiamo che soprattutto per quanto riguarda l'alcol, la guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle principali cause di morte dei nostri giovani. Quindi secondo me ha fatto benissimo il Ministero dei Trasporti a fare questa stretta. Senta, io vedo che ci sono delle novità anche per quanto riguarda i limiti di velocità in città, perché non possono essere sotto i 50 km/h nei centri urbani, ma poi ci sono altre altre strette, perché nel caso in cui uno incorre nella stessa violazione nello stesso tratto di strada che è gestito dallo stesso ente, la multa che viene considerata non è la somma delle due, ma quella superiore, quella sola, più grave, no? Esatto. Allora, come dicevo prima, questo codice della strada sta cercando di mettere a posto tutta una serie di storture che si sono verificate negli ultimi anni. Allora, più volte il ministro Salvini ha ricordato che uno dei suoi obiettivi fondamentali era quello di mettere fine al cosiddetto multificio, ovvero il fatto che moltissimi comuni italiani, se non tutti i comuni italiani, utilizzano le contravvenzioni stradali come un'arma, una leva per il proprio bilancio economico. Ecco, onestamente a un certo punto questa cosa è diventata francamente eccessiva, perché a un certo punto molti comuni hanno messo delle selve di autovelox o comunque dei rivelatori di velocità per multare il più possibile le macchine. Allora, anche in questo caso secondo me è giusto, cioè si applica la norma, la norma diciamo così più punitiva nei confronti, ma soltanto una volta. Tutto questo però se avviene entro un'ora l'infrazione, cioè, se avviene entro un'ora, sì, beh certo, ovviamente non è che uno esatto, ha una sorta di bonus che dura tutta una settimana, no, deve essere ovviamente praticamente quando uno sta guidando la macchina nello stesso spostamento, no? In questo caso sì. Io vorrei anche ricordare un tema molto importante che riguarda i neopatentati, perché ricordiamo che, come dicevo prima, c'è un grandissimo tema per quanto riguarda l'incolumità dei nostri ragazzi sulle strade. Il nuovo codice della strada introduce delle nuove regole per i neopatentati che probabilmente prima erano, diciamo così, troppo punitive, quindi cambia la potenza viene alzata la potenza delle automobili che si possono guidare in modo tale da aiutare le famiglie per non dover per forza comprare apposta una macchina per il proprio figlio neopatentato, però la limitazione in questo modo viene allungata da 1 a 3 anni. Ecco, anche in questo modo cambiano le regole per quanto riguarda il foglio rosa, e poi soprattutto c'è un altro grande tema che tra l'altro ne stavate parlando prima, a proposito di sharing, ovvero i monopattini. C'è una fortissima stretta sui monopattini. Sì, proprio questo è il tema, l'altro grande tema, perché insomma, chi viaggia, chi è abituato a viaggiare in monopattino deve rispettare alcune regole. Non si potrà andare contromano, sarà vietato andare contromano, ma quello mi pare giusto, corretto, perché molte volte possono accadere anche degli incidenti. Sarà necessario avere un'assicurazione, perché chiaramente diciamo, il rischio di avere un incidente, soprattutto diciamo, quando si percorrono strade che non sono proprio esattamente urbane, cioè piccoli, le strade del centro, là c'è il rischio serio. E poi insomma dotarsi anche di misure di sicurezza, il casco, avere una targa identificativa anche quella, insomma ci sono delle misure che in qualche modo mettono delle regole in una situazione forse che non era per niente, diciamo, controllata e regolamentata. È una situazione che è sfuggita di mano, mettiamola così. È ancora una buona idea, devo dire, il cosiddetto spostamento di prossimità all'ultimo chilometro, mettiamola così, però vediamo che in tantissime città l'applicazione non è andata bene. Vediamo che addirittura a Parigi hanno fatto un referendum e li hanno aboliti, perché effettivamente l'incidentalità di questi mezzi stava creando dei problemi onestamente molto ampi. Il Ministero sta cercando di porre un limite, ecco, forse in questo caso hanno esagerato un po' dal punto di vista, perché di fatto molto probabilmente le poche persone che utilizzano un monopattino privato come dire, vorranno adeguarsi alle nuove normative. Onestamente queste norme non si vede come possono essere applicate invece ai monopattini in sharing, onestamente, anche perché il costo di esercizio, che è già
onestamente molto alto, esploderebbe a dei livelli da mettere fuori mercato questo business. Quindi vedremo che cosa accadrà. Ovviamente, come dire, l'obbligo di targhino e l'obbligo di casco, come dire, riporta all'interno di un alveo di maggiore sicurezza qualcosa che, come dicevo prima, poteva essere una buona idea, ma che purtroppo è stata applicata male. Direttore, prima di salutarci, un'altra novità è quella che anche i mezzi 125, di cilindrata 125, potranno percorrere l'autostrada e anche le strade a scorrimento veloce, a condizione però che siano guidate da persone maggiorenni. Anche questo è una novità epocale, no? È una novità epocale, probabilmente, come dire, l'intenzione del legislatore è stata quella di adeguare la norma alle diverse caratteristiche tecniche delle automezzi. Ormai, insomma, diciamo così, anche i 125 di oggi probabilmente equivalgono a delle cubature molto più alte del passato, ma voi vi ricorderete che a un certo punto lo stesso ministro Salvini aveva proposto di alzare i limiti di velocità a 150 all'ora, non è stato fatto, ma perché nel frattempo l'evoluzione tecnica dell'automobile avrebbe consentito questo aumento. Certo, questo avrebbe portato tutta una serie di implicazioni e di conseguenze forse non facilmente gestibili. Ricordiamo, prima di chiudere l'intervento, che viene introdotto qualcosa che sembra quasi mutuato dallo sport, ovvero la sospensione breve, cioè le espulsioni a tempo. Per alcune violazioni minori la propria patente può essere sospesa per minimo 7 giorni o addirittura 15, a seconda di quanti punti si hanno sulla patente. Anche questa è una novità. Bene, insomma, sono tante le novità, gli automobilisti, tutti noi, adesso in qualche modo dobbiamo cercare di fare un po' più di attenzione. Ecco, questo senz'altro è rispettare le regole, che è importante, perché rispettando le regole si limitano tantissimi incidenti, si evitano tantissimi problemi sulle nostre strade. Grazie al direttore di Quattro Ruote, Gianluca Pellegrini, buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Una buona giornata, adesso ci fermiamo, breve sosta e poi un altro ospite, parleremo di innovazione, di start-up a Buongiorno Sicilia. Come anticipato è il momento di parlare di start-up e non solo. Buongiorno a Franz Di Bella. Buongiorno, grazie. Che è il CEO di Netit. Esatto, Netit. È una realtà che in 7 anni ha costruito e sta cercando di innovare ancora. Vero, verissimo. Sono innanzitutto felice di essere qui, vi ringrazio per l'invito. Certamente Netit in questi 7 anni ha fatto una crescita importante, un progetto che è partito con le prime basi iniziali, le prime persone collegate a questa progettualità, pian piano una crescita che in 7 anni è diventata una realtà solida del nostro territorio. Oggi circa 1000 persone collaborano con il progetto Netit, questa è la nostra convention proprio del 25 novembre. Devo dire che ci ha permesso di fare una crescita importante, di aggiungere alla nostra sede principale che rimane Paternò altre sedi a Cicastello, Reggio Calabria, in giro anche a Torino, quindi abbiamo coperto un po' il tessuto nazionale creando appunto diverse sedi che ci permettono di avere una realtà nazionale. Adesso c'è questo nuovo obiettivo, questo nuovo step che si chiama DB Hub. Che cos'è? Che cos'è? Noi abbiamo voluto appunto spingere la nostra nuova sfida, aumentare ancora il nostro possibile impatto sul territorio creando un'iniziativa su Catania, quindi prendiamo un sito in pieno centro a Catania, nel salotto catanese, in via Etnea, il sito di Poste Italiane, abbiamo firmato un'offerta vincolante, quindi una partnership con Poste Italiane. Appunto prendiamo un sito di 1000 metri quadrati, creiamo il nostro hub dove portare all'interno due importanti tematiche. Da una parte l'officina delle idee, quindi sviluppare una linea editoriale innovativa, mettere dentro il salotto delle istituzioni, un'interazione con il territorio. Un confronto continuo, ecco, un confronto permanente, ecco, lo chiameremo appunto, proveremo a mantenere sempre un confronto permanente con istituzioni, brand e territorio, e dall'altra Catania Crea. Catania Crea è la nostra associazione che porterà appunto avanti la progettualità di spinta
per nuove idee innovative che vorranno appunto cimentarsi attraverso alcune declinazioni. La prima, Catania crea impresa, quindi spingiamo appunto la crescita di nuove iniziative per dare valore al nostro territorio. È una scelta forse in controtendenza rispetto ad altri, perché molto spesso si cerca di andare fuori, si cerca di trovare una collocazione diversa. La scelta proprio del centro, del cuore pulsante della città, in qualche modo è un messaggio, un chiaro messaggio diretto non solo alle istituzioni, ma immagino anche e soprattutto agli imprenditori. Sì, esattamente. Abbiamo voluto appunto sposare una progettualità che vedesse questo come messaggio principale, no? Ricostruire, riportare le aziende nel pieno centro della città catanese per portare poi una connessione, un'iperconnessione con il mondo universitario, con i brand. Non vedere il progetto come un progetto territoriale soltanto chiuso all'interno del nostro territorio, ma deve riuscire a creare le connessioni a livello nazionale, a livello internazionale, e l'esperienza fatta con Netit, l'esperienza fatta attraverso appunto le attività che oggi noi svolgiamo, ci permette di dire che queste connessioni sono mature per essere messe all'interno del DB Hub. Ma per quella che è la vostra esperienza, la città di Catania, che ha sempre mostrato comunque questa voglia di innovare, che ha tante idee, soprattutto le start-up, che hanno, ormai da qualche anno a questa parte, le start-up sono tutte indirizzate verso la tecnologia, il digitale. È una città che ha un terreno fertile per poter da qui esportare anche un progetto industriale al resto dell'Italia? Due sono secondo noi i fattori da mettere a fattor comune. Da una parte sicuramente la grande caparbietà del nostro territorio, dall'altra la connessione. Appunto in un modello di Open Innovation bisogna cercare di mettere insieme la capacità, la volontà del nostro territorio che ambisce sempre a far uscire, a concepire qualcosa di nuovo, ma insieme però alle professionalità, alle competenze che possono essere date attraverso delle connessioni che non sono solo territoriali, ma che dobbiamo andare a ricercare anche fuori dal nostro confine regionale. E i giovani in questo contesto come rispondono? Noi riteniamo che il tessuto dei giovani, io appunto avendo un'azienda che oggi continuamente a mettere sempre giovani all'interno della propria progettualità, dico c'è una grande verve, c'è una grande capacità, c'è uno stimolo a voler fare cose nuove, devono avere una guida. E quindi la possibilità di avere alcuni luoghi dove poter incontrare anche professionalità, competenze, conoscenze, maturità che può dare a loro questa guida, secondo noi è appunto un punto focale della nostra progettualità. Possiamo anticipare un progetto su cui già si sta lavorando? Beh, devo dire che Catania crea impresa è sicuramente il punto iniziale importante, l'apripista all'interno del DB Hub, la nostra forte partnership con YLab, la famiglia Gozzi, appunto l'incubatore certificato di Chiavari che sposa la nostra progettualità, diventa il nostro partner, è certamente un punto focale di questa progettualità, e quindi con loro accompagneremo durante il 2025 l'apertura del sito e poi subito il lancio della prima iniziativa. E vorrei tornare un attimo alla scelta fatta come sede. Il fatto che si sia scelto la sede centrale delle poste di Via Etnea da un punto di vista proprio da un punto di vista tecnico può favorire. Tecnico dico come infrastruttura, ecco, cioè la città di Catania noi sappiamo che è una delle città da un punto di vista digitale più all'avanguardia, è sempre stata città tester, diciamo così, per tutti i grandi operatori della comunicazione. Il fatto che si svolga al centro della città, da questo punto di vista può fornire soluzioni innovative, soluzioni tecniche per incrementare
questa vostra progettualità? Indubbiamente è una sede che ambisce anche ad avere questo tipo di opportunità, di sviluppo, di leva, di sollecitazione rispetto alla nostra progettualità. È una scelta importante quella che abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo sposato quel sito, che ha un elemento storico determinante, che ha un elemento anche dal punto di vista della location determinante. Certamente potrà essere utile per poter sollecitare nuove idee e stimoli all'interno del nostro hub. E sul piano occupazionale tutto questo chiaramente invoglia gli imprenditori, dà la possibilità agli imprenditori di crescere sul proprio territorio, e di conseguenza la ricaduta anche a livello occupazionale. E certamente creare da nuove idee, appunto iniziative imprenditoriali, è già fuori di dubbio che crea l'opportunità di creare posti di lavoro, oltre che per giovani e non solo di cimentarsi in una propria iniziativa imprenditoriale, ma certamente l'unione appunto del mondo imprenditoriale già maturo rispetto a idee nuove, giovani, che possono essere in qualche modo messe in campo per diventare iniziative imprenditoriali, è certamente una spinta anche all'occupazione. Allora, grazie per essere stato qui, per averci illustrato questo progetto, nuovo progetto di Nedit, che è il DB Hub. Ci auguriamo insomma che possa veramente regalare alla città una marcia in più da questo punto di vista, alla città, alla Sicilia, alla regione, al territorio, perché è importante chiaramente operare sul territorio. Grazie a Franz Di Bella, che è CEO di Nedit. Grazie ancora per l'invito, metteremo le nostre massime energie per fare tutto ciò. Grazie ancora, Grazie ci fermiamo, ancora. Adesso ci sono le pillole di Almanacco e poi, tema più leggero sicuramente, scruteremo le stelle con Marco Amato. Il 27 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla Disinformazione. La disinformazione viene considerata una minaccia per la democrazia e per la salute pubblica ed è favorita dall'evoluzione digitale. I mezzi digitali, se non usati in modo attento, possono infatti veicolare notizie false e inesatte, e la consapevolezza sull'utilizzo di questi mezzi è fondamentale per la formulazione dei giudizi personali e per distinguere il vero dal falso. Ma sapete su cosa si basa il funzionamento delle marce nella bicicletta? La bici è uno dei mezzi di trasporto più efficienti ed il ciclista trasmette l'energia dei propri muscoli alla ruota posteriore per mezzo della catena. Il cambio permette di far girare tale ruota più o meno velocemente in base all'ingranaggio scelto. L'ingranaggio più piccolo aumenta la velocità, mentre quello più grande fornisce maggiore potenza alle spese della velocità. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, adesso Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Tazzina floreale quasi in tema, perché dal fiore alla persona, all'artista di cui fra poco ti occuperai, ci passa poco, no? Devo dire, buongiorno Marco. Sì. Ebbene sì, allora un omaggio floreale alla nostra Fiorella nazionale. Oggi parliamo di musica, il mio argomento preferito, e parliamo di Fiorella Mannoia. Fiorella esce il 29 con un album nuovo che si chiama Disobbedire, in cui esalta con il suo carattere sempre acuto, sensibile e intelligentissimo una disamina dell'anima che viene esortata ad essere assolutamente libera di pensare, di agire, e anche con un duetto in uno dei pezzi con il grande Piero Pelù, duetta appunto una strofa di questo pezzo, dice: a volte è meglio stare dalla parte del torto. Negli interventi la conosciamo, la nostra Fiorella nazionale, è sempre acuta, molto sottile, intelligente, e coglie delle parti di se
sensibilità assolutamente preziose, importanti dell'anima. Ha trionfato anche a Sanremo con un pezzo che assolutamente era una dichiarazione della sua fierezza, del suo stile, della sua indipendenza canora. Ma che segno zodiacale è Fiorella? Allora, appartiene all'Ariete, segno di fuoco che rappresenta l'esplosione primaverile e l'inizio, la voglia di agire e di fare. Sul passato di Fiorella le curiosità sono tante. Del resto il suo Marte in Sagittario, che la rende molto amazzoniana, l'ha portata anche a fare la stuntman a Cinecittà. Fiorella ha cominciato proprio così a Roma, poi ci ha regalato dei pezzi indimenticabili della canzone italiana. Sempre bella e affascinante, rimane un'icona della musica italiana. Ariete lei, Piero Pelù, Acquario, due dei migliori amici zodiacali che si possono trovare nel cerchio zodiacale. Ma cosa dà questa esploit, questa forza per adesso a Fiorella Mannoia? È proprio il trigono del Sole con Marte. Il Sole è in Sagittario, Marte in Leone. I segni di fuoco sono assolutamente pregni di energia positiva e attiva, e proprio per questo Ariete, Leone e Sagittario risultano in questo periodo zodiacale i più forti dello zodiaco. Quindi auguri Fiorella per la tua nuova uscita. Mentre invece oggi la Luna in Bilancia rende ancora tutto un po' più armonico, tutto un po' più attentamente valutato, con discorsi saggi che magnificano i segni d'aria come Gemelli, Bilancia e Acquario. Per quello che riguarda i Terra, con queste energie si troveranno un po' a dover sgambettare un po' affannosamente, come il Toro e la Vergine, sempre alla ricerca di qualcosa da risolvere nel lavoro e nelle loro vite, mentre invece il Capricorno risulta solidissimo e qualcosa dal passato gli restituisce una carezza affettiva. Venere per adesso in Capricorno. E per ultimi gli Acqua, i più sensibili dello zodiaco: Cancro, Pesci e Scorpione. Per loro queste energie sono un po' incalzanti, soprattutto per i Pesci e lo Scorpione, che devono gestire delle situazioni lavorative abbastanza complesse, mentre invece il Cancro deve stare attento a barcamenarsi con quella Venere in opposizione che non può troppo tirare la porta in amore. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buongiorno a te, a domani. Adesso torniamo di nuovo da Lorena Dolci, ci dà una chicca dai quotidiani. Sì, è una notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani, ma la leggiamo dalla Gazzetta del Sud ed è una buona notizia per chi vuole riabbracciare i propri cari durante le feste di Natale. In pratica è una soluzione alternativa al caro voli per studenti e lavoratori che desiderano rientrare in Sicilia a prezzi abbordabili. Da Torino alla Sicilia, ecco il treno per le vacanze di Natale, una risposta al tanto temuto, criticato e mai risolto caro voli in Sicilia. Arriva dalla regione e dal Sicilia Express, un treno che promette di portare sull'isola a basso costo chiunque voglia appunto riabbracciare. La cosa importante è che il biglietto parte da 30 euro, si parte da Torino e dal Piemonte si arriva a Palermo. Il viaggio durerà 22 ore, non è certo una passeggiata, Angelo, ecco. Però diciamo per chi vuole risparmiare affronta anche questo sacrificio. Il collegamento sarà disponibile, questa è un'altra notizia importante, il 21 dicembre per l'andata, il 5 gennaio per il ritorno, e quindi affrettatevi chi voglia prenotare un posto su questo treno di Natale. Grazie Lorena per questa tua curiosità. Noi come sempre chiudiamo in musica perché il 27 novembre del 1942 nasceva Jimi Hendrix, che per tutti è il più grande chitarrista, per tutti, per gli esperti di tutti i tempi. E nel 92 ci ha regalato una serie di successi, fu assegnata una stella nella Rock and Roll Hall of Fame, ma noi stamattina lo sentiamo con una canzone del suo repertorio tra le più conosciute, The Wind Cried.